Marco De Favari, coordinatore regionale degli uffici legali e vertenze della CIL del Veneto. Quali sono, Marco, le novità previste dal decreto rilancio per quanto riguarda i licenziamenti? Sì, allora martedì scorso in serata è stato pubblicato l'atteso decreto rilancio, nell'ambito del quale sono state estese temporalmente le disposizioni in tema di licenziamento che erano già individuate nel Cura Italia. Sono state inoltre introdotte delle novità sulle causali dei rapporti lavoro a termine. Veniamo alla proroga del divieto di licenziamento. Il decreto rilancio ha sostituito l'iniziale termine di 60 giorni con il termine di 5 mesi, che dunque porterà il divieto di licenziamento al 17 agosto del 2020, data fino alla quale non potranno essere erogati licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Certamente, nelle intenzioni del governo, la modifica del termine doveva avvenire in continuità, stante il fatto che il decreto doveva entrare in vigore prima del 17 maggio. Il ritardo però nella pubblicazione ha generato un lasso di tempo che va dal 17 di maggio al 19 di maggio, che determina incertezza sul destino dei licenziamenti eventualmente intimati. Va detto che l'ipotesi di licenziamenti in questo periodo di tempo è piuttosto scarsa, verosimilmente sarà un numero bassissimo, stante il fatto che tutti gli operatori del settore avevano sconsigliato questa ipotesi e consigliato invece prudenza. D'altro canto, il lasso di tempo è così breve da rendere sostanzialmente inapplicabili i licenziamenti collettivi e licenziamenti nell'ambito del cosiddetto rito Fornero, lasciando dunque questa ipotesi solo ai casi di licenziamenti in aziende da 15 dipendenti in giù e licenziamenti nell'ambito di rapporti di lavoro del cosiddetto Jobs Act. Va anche detto che però il nuovo decreto specifica che sono sospese le procedure ex articolo 7 della legge numero 604 del 66, cioè appunto il cosiddetto rito Fornero. Va detto anche che viene ampliata la facoltà di revoca dei licenziamenti da parte dei datori di lavoro. Da ultimo veniamo alla questione dei contratti a termine. Si è consentita la proroga o il rinnovo senza necessità di causali, come prevista dal decreto dignità, fino al 30 agosto, purché i contratti di lavoro rinnovati o prorogati fossero in essere al 23 febbraio. Ciò ha generato qualche questione di natura interpretativa, in particolare collegata al termine del 30 agosto. Si tratta di capire se questo termine va interpretato come la data di conclusione dei rapporti di lavoro a termine rinnovati o prorogati, oppure se debba essere interpretata come la data entro la quale gli stessi vanno sottoscritti. Vi sono anche misure per evitare i licenziamenti? Allora, nell'ambito di questa fase 2, indubbiamente il decreto rilancio è una norma importante, con misure positive per i lavoratori, sia con riferimento alla proroga della cassa integrazione, gli ammortizzatori sociali, la NASPI e come abbiamo visto sul blocco dei licenziamenti. Ma ci sono anche altre misure a favore delle imprese che incidono positivamente sulle retribuzioni dei lavoratori, in particolare quella prevista dall'articolo 60, che prevede, in relazione alle risorse previste nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia previsto dalla Commissione europea nell'attuale emergenza Covid, che regioni, province autonome, altri enti territoriali e le camere di commercio possono offrire aiuti selettivi e quindi rivolti a particolari settori aziendali, a particolari regioni territoriali o a imprese di determinate dimensioni che abbiano appunto sofferto l'impatto con l'emergenza Covid per mantenere i posti di lavoro che altrimenti andrebbero persi. Possono pagare fino all'80% delle retribuzioni comprensive dei costi di contribuzione per 12 mesi, con la possibilità di retrodatare questo aiuto al 1 febbraio 2020. L'importante è che vengano rispettate due condizioni. La prima è che il personale beneficiario deve svolgere in modo continuativo l'attività nel periodo di concessione dell'aiuto e la seconda è che questo tipo di sovvenzione non può coesistere con il trattamento di integrazione salariale previsto con la causale Covid. Bene, qualora abbiate bisogno di ulteriori informazioni, siamo a vostra disposizione presso le sedi territoriali delle CISL.